Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Confitemi, Domino, quoniam domus, quoniam in aeternum misericordia habemus, misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, 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 per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, 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 per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, 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 per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Quasi modo gemiti infantes, alleluia, razionabile, sine dolor, lago concupiscite, alleluia, alleluia, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo la Santa Eucaristia, la Domenica della Divina Misericordia. In questa grande celebrazione siamo in comunione con tutta la Chiesa. Ricordiamo in maniera particolare il nostro Papa Emerito, il nostro Papa Benedetto XVI, che qualche giorno fa ha compiuto i suoi 93 anni. Lo affidiamo al Signore e naturalmente affidiamo
preghiamo, Signore, tutte quelle persone, in primo luogo il Santo Padre, Papa Francesco, che sono chiamati a essere il segno della Divina Misericordia, i sacerdoti, i vescovi, tutti coloro che attraverso il sacramento della confessione fanno fare esperienza del dono divino a tutte quelle persone che vogliono accostarsi alla misericordia di Dio. All'inizio di questa nostra Eucaristia, tramite il segno dell'aspersione, vogliamo chiedere al Signore il grande dono della conversione. Fratelli carissimi, in questo giorno del Signore Pasqua della settimana, preghiamo umilmente Dio nostro Padre perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi il segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnova in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha redenti, del sangue che ci ha purificati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Alleluia, alleluia, alleluia. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e il mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze. Alleluia, alleluia, alleluia. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore, quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate pur senza averlo visto,
e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vittime pascali gaudes in mole Christiani, annus redemptores Christus innocens Patri, reconciliami peccatores, mors et vita goello, conflixere minando, lux vitae mortuus regnat vivus, dignonis Maria, quid vivisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicos testes, sunalium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea, scimus Christum surrexis a mortuis bene, tu nobis victor rex miserere. Alleluia, alleluia, alleluia. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi segni sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Celebriamo oggi la storia
Pasqua, quella che conclude l'ottava di Pasqua. E la Chiesa in questa circostanza, quella odierna, celebra con solennità la Divina Misericordia. Una caratteristica tra le più fondamentali naturalmente di Dio che ha avuto in Santa Faustina Kowalska, la sua più grande portavoce. Questa suora polacca scrisse un diario nelle quali a un certo punto così essa si esprime: la consapevolezza della mia miseria mi fa conoscere in pari tempo l'abisso della tua misericordia. Nella mia vita interiore guardo con un occhio verso l'abisso di miseria e di abiezione che sono io, e con l'altro occhio verso l'abisso della tua misericordia, o Dio. Impariamo anche noi allora da Santa Faustina questo duplice sguardo, che fuga ogni errata interpretazione della misericordia divina che rischia di sfociare in un vero e proprio misericordismo. Il misericordismo è quell'atteggiamento, infatti, fratelli e sorelle, anche di molti noi credenti, che pensano erroneamente di poter fare quello che si vuole nella propria vita, anche nella propria vita cristiana, tanto poi che cosa basta? Basta andare a confessarsi, qualunque sia il peccato Dio mi perdona. Oh, Dio ci perdona per primo, Dio ci perdona sempre, Dio ci perdona gratuitamente. Ma prima di tutto, per poter accedere a questa misericordia, che non deve diventare misericordismo, il Signore ci chiama a fare verità su noi stessi. Ci invita a guardarci dentro e a chiamare le cose con il loro nome. Ci invita a fare quello che forse è diventato un po' fuori moda fare, cioè l'esame di coscienza, dalla quale scopriamo il bene che c'è in noi, ma scopriamo anche quel male che c'è in noi, alla quale siamo chiamati a dargli il nome che si merita. Questo vuol dire quando Santa Faustina, in quello che abbiamo appena letto, dichiara la consapevolezza della mia miseria. È proprio questo. Se non partiamo da qui, se non partiamo da quella parte di noi che ha bisogno di conversione, che ha bisogno di quella buona notizia del Vangelo, la misericordia di Dio allora naturalmente potrà servire molto a poco. Non abbiamo paura allora di riconoscere con umiltà gli abissi oscuri del peccato che regnano in ognuno di noi, e a partire da qui allora poi potremo anche essere capaci di lasciarci illuminare dagli abissi di luce senza fine della bontà misericordiosa del Signore. In epoca antica, nella seconda domenica di Pasqua, detta anche domenica in albis, i neofiti, cioè coloro che avevano ricevuto il battesimo una settimana prima, durante la veglia pasquale, nella circostanza odierna deponevano le loro vesti bianche. Naturalmente si tratta di un segno, e si trattava, perché questo segno è stato un po' poi lungo la storia accantonato e dunque dimenticato. Ma è bene sapere questo, perché si trattava, vi dicevo, di un segno molto semplice, ma dal significato molto eloquente. Infatti la Chiesa raccomandava dunque ai neofiti, da quel momento in poi, cioè dal momento in cui deponevano le loro vesti, che il loro essere cristiani non sarebbe più stato dichiarato da un elemento esteriore, in questo caso una veste bianca, un camice bianco, ma in questo modo la Chiesa ricordava a questi nuovi cristiani che la loro stessa vita avrebbe dovuto dunque proclamare con chiarezza la loro appartenenza al Signore. C'è dunque una bella testimonianza che mi permetto di leggervi, che richiama proprio questo aspetto di testimonianza del Signore, della fede cristiana, attraverso quella che è tutta la nostra vita, in parole e in opere. Dice così: un ateo, dopo un lungo periodo di amicizia con Jacques Lowe,
e dopo averlo osservato per diversi anni di silenzioso e umile lavoro nel porto di Marsiglia, un giorno disse: se Dio esiste, certamente assomiglia a te. Allora, fratelli e sorelle, facciamo in modo, a partire da qui, da questo elemento antico ma sempre e nuovo, perché è un'esigenza di ogni cristiano ogni giorno, facciamo in modo che la nostra vita sia quella nostra veste bianca, quella veste bianca attraverso i quali tutti riescano a intravedere la bellezza di Dio. E sappiamo che in questo impegno noi cristiani non siamo soli, ma ci troviamo tutti insieme. Quando noi ci troviamo tutti insieme formiamo quella Chiesa con la C maiuscola che è il popolo di Dio. Una Chiesa, un popolo di Dio, anche loro sono chiamati a far vedere tutti insieme nell'unità quella veste bianca che li contraddistingue, naturalmente con l'esempio della loro vita. E la prima lettura a questo riguardo ci ha spiegato molto bene, tratta dagli Atti degli Apostoli naturalmente, ci ha spiegato molto bene come questo impegno della testimonianza della bellezza di Dio nella nostra vita debba essere condotta, fatta, realizzata dalla Chiesa nel suo insieme. San Luca negli Atti, in quel brano, ha in modo particolare evidenziato 4 caratteristiche che non dobbiamo mai dimenticare, anche noi che siamo Chiesa, anche in questo momento, magari in questa maniera nuova, alternativa, che ci è data grazie ai nuovi mezzi di comunicazione sociale, grazie ai social. Sono i 4 elementi essenziali, i più importanti. 1. Essere perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli. 2. Essere perseveranti nella comunione. 3. Essere perseveranti nella frazione del pane, cioè l'Eucaristia, anche quello che stiamo celebrando in questo momento. E 4. Essere perseveranti nella preghiera. Perché ci richiamiamo anche a questa essenzialità? Perché vedete, forse qualche settimana fa, prima che accadesse tutto quello che stiamo vivendo ora con le sue tragiche conseguenze, forse riconosciamo che certamente eravamo impegnati anche noi come Chiesa nel far trasparire attraverso di noi, nel nostro insieme, quella veste bianca che è la bellezza di Dio in ciascuno di noi. Ma forse riconosciamo che tutto quello che facevamo, tutto l'impianto di qualche settimana fa per l'appunto, rischiava forse in più di qualche momento di farci perdere di vista questa essenzialità che Luca, l'Evangelista, negli Atti degli Apostoli ci ha richiamato. Ed è bene allora che ce lo diciamo francamente. Questo tempo particolare che stiamo vivendo sia per tutti l'occasione di ritrovare la bellezza e la specialità di questa essenzialità, data appunto da queste 4 caratteristiche, nella speranza che passata questa emergenza possiamo ripartire anche noi questa, chiamiamola fase 2, anche a livello ecclesiale, con una rinnovata e ritrovata fede, che potrà essere anche quella di prima e dovrà essere anche quella di prima, ma che rimette però al centro quello che è giusto, l'essenziale, ovvero il rapporto con il Signore, la nostra fede, che si esplicita nella perseveranza nell'insegnamento degli Apostoli, nella comunione, nella frazione del pane e nella preghiera. E naturalmente noi cristiani siamo chiamati sia singolarmente ed individualmente, lo abbiamo appena detto, a
mostrare a tutti la bellezza di Dio nelle nostre esistenze e nella vita della Chiesa. Questa bellezza di Dio, fratelli e sorelle, ha molte sfaccettature, ha molti aspetti, tra cui ce n'è uno, quello che appunto l'Apostolo Pietro nella seconda lettura che abbiamo ascoltato ci ha delineato con il volto della speranza. Abbiamo già avuto occasione in questa sede di dire qualcosa in proposito, se ricordate lunedì scorso, lunedì di Pasquetta, però ci ritorniamo un momento su, perché Pietro la delinea con caratteristiche inedite, con caratteristiche nuove. Vedete, per noi la speranza che cos'è? È manifestare, possiamo tradurlo così con queste parole, il desiderio di un bene impossibile. Spero fra 10 anni di diventare miliardario. Una bella speranza che naturalmente sappiamo che non si avvererà. Fra 10 anni probabilmente saremo ancora qua a sperare. Oppure speriamo che dal 3 maggio il coronavirus si sia esaurito e possiamo tornare a quelli che eravamo prima. Poi scopriremo che arriveremo al 3 maggio, si riaprirà qualche cosa probabilmente, ma il coronavirus naturalmente non sarà passato, tutt'altro, ci vorrà molto tempo, chissà, mesi, anni per debellarlo, e naturalmente noi non saremo più quelli di prima. Ecco un'altra speranza che se ne va, questa speranza di un bene sì, bello sì, attraente sì, ma che comunque resta qualcosa di impossibile. La speranza cristiana invece, così come la delinea Pietro nella seconda lettura, e di cui ci facciamo tutti annunciatori e portavoce con la nostra vita, è la certezza di un bene invece vero, la certezza di un bene reale. Sapere che la morte è stata vinta da Cristo, perché questo è quello che noi celebriamo a Pasqua, non è una fantasia, ma è un dato reale. E noi sappiamo che con il battesimo siamo stati innestati in Cristo, siamo cioè diventati una cosa sola con colui che ha vinto la morte. Allora anche noi apparteniamo già adesso, già in questa vita, a partire dal nostro battesimo, a questa categoria di persone risolte. Naturalmente che attendono che questa risurrezione si compia, si realizzi al 100%. Noi cioè sappiamo che dopo la nostra morte qui, su questa terra, la nostra vita continuerà. Certamente sarà una vita diversa da quella che stiamo vivendo qui. Chissà come sarà, ancora non lo sappiamo. Però nonostante questo la vita continuerà in maniera diversa, ma continuerà. E questa è una certezza che noi abbiamo qui, appunto nell'attesa che questa verità poi si compia. Allora per noi la speranza è questa certezza nell'attesa di una verità reale fatta per ciascuno di noi. Ecco qual è questa speranza cristiana di cui anche noi ci dobbiamo diventare annunciatori, proprio in obbedienza anche all'invito che ci ha fatto Gesù nel Vangelo, Gesù risorto nel Vangelo che abbiamo ascoltato, che ci ha riportato naturalmente l'incontro tra il discepolo Tommaso, incredulo, e lui. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. E che cosa ci manda? Perché il Padre ci manda? Perché Dio ci invia? Dio ci invia perché ha una missione che arriva da Dio Padre. Questa missione viene data a Gesù Cristo la compie e infine poi Gesù Cristo prende questa missione e la affida ai suoi discepoli di ogni tempo e di ogni luogo, e dunque tra questi discepoli ci siamo anche noi tutti,
non solo i preti, non solo le suore, ma tutti i battezzati, indistintamente. Chiediamoci di nuovo allora qual è questa missione. O per qualche nostro fratello è la missione a morire crocifissi insieme con Cristo, e dunque pensiamo a tutti i martiri, anche qui, di ogni tempo e di ogni luogo. Eppure riconosciamo che questa missione però ha tanti tratti, ha tanti volti. Certamente ci sono i martiri, ma non ci sono solo loro. Ci sono altri versanti con i quali possiamo anche noi adempiere a questo mandato divino di cui oggi ci rende protagonisti ancora una volta il Signore risorto. Per esempio, qual è uno di questi mandati? La misericordia divina. Eccola qui. Quella che noi oggi, come abbiamo ricordato poco fa all'inizio di questa omelia, abbiamo affermato, abbiamo detto, abbiamo ricordato: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ricorderete Gesù dalla croce, Gesù che dice alla donna: donna, chi ti ha condannato? Nessuno, Signore, neanch'io ti condanno. Quella misericordia che poi abbiamo anche potuto apprezzare nel tempo della Quaresima, anche attraverso l'episodio del figlio prodigo. Il padre vide il figlio in lontananza, gli andò incontro, lo abbracciò e disse: facciamo una festa. Insomma, questo Dio di cui tutti abbiamo un po' di paura, forse perché tutti abbiamo dentro qualche cosa di cui non ci sentiamo a posto da farci perdonare. Questo Dio non è un Dio che ti spara se sbagli. Ecco, probabilmente noi ancora dobbiamo entrare dentro questa logica, capire cioè che questo Dio, il Dio di Gesù Cristo, che nessuno ha mai visto di noi, come dice l'Apostolo Giovanni, ebbene il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui ce lo ha testimoniato, Lui ce lo ha rivelato. Anche qui interessante è il verbo appunto che Giovanni afferma. In italiano è rivelato, ma in realtà nel suo senso letterale in greco vuol dire tirar fuori qualche cosa e renderla comprensibile. Quasi, tra virgolette, diciamo questo tirar fuori Dio da parte di Gesù Cristo e renderlo comprensibile per noi. Noi invece che cosa preferiamo fare? Preferiamo avere così i nostri idoli, i nostri fantasmi, i nostri scheletri nell'armadio e chiamiamo Dio queste cose. Eppure il Dio di Gesù Cristo, un po' diverso dal Dio che abbiamo qui, ecco, dice che la sua missione, che è anche la nostra missione, è quella di far conoscere il Padre proprio attraverso questi atteggiamenti che molto spesso forse sembrano consolatori, ma che sono anche impegnativi e che ci impegnano al 100% anche ciascuno di noi. E la fatica, per esempio, di imparare a perdonare, questa naturalmente la conosciamo tutti. Allora chiediamo al Signore che anche noi, dopo averlo incontrato in questi giorni di festa e continuando ad incontrarlo risorto e non in celebrazione dell'Eucaristia, Lui che ha una parola da dirci, Lui che si dona a noi con il dono del pane e del vino che diventano il corpo e sangue del Signore, possiamo diventare anche trasformati da questi aspetti, da questi momenti importantissimi della nostra vita cristiana, possiamo diventare veramente annunciatori credenti e credibili di Lui, perché anche tutti coloro che ci incontrano attraverso di noi possono dire: in te, attraverso le tue parole, attraverso la tua vita, le tue opere, vedo il Signore stampato come un marchio di fuoco nel tuo cuore. Professiamo la nostra fede con il simbolo degli Apostoli.
Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli carissimi, nella fede in Gesù Cristo, il risorto vivente che ha vinto il mondo, eleviamo fiduciosi la nostra preghiera, invochiamo il Signore e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Dio Padre di misericordia, rendi i tuoi figli un cuor solo e un'anima sola, e la tua Chiesa dia a tutti testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio Padre di misericordia, suscita nei governanti il vivo desiderio di servire i popoli loro affidati con libertà e generosità, e nessuno sia privo del necessario per vivere. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio Padre di misericordia, vinci la durezza del cuore degli increduli e dona ad ogni uomo occhi nuovi, capaci di riconoscere Gesù, Signore e Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio Padre di misericordia, raggiungi l'uomo peccatore con la verità liberante del tuo Vangelo e con la grazia consolante del tuo perdono. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio Padre di misericordia, suscita nuovi imitatori di Gesù, servo obbediente, e apri alla carità le mani dei credenti, siano pronti a curare le ferite di ogni fratello. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accoglio, Padre, la preghiera della Chiesa che invoca il dono dello Spirito Santo e professa la fede in Gesù, suo Signore e suo Dio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. O figli et figlie, rex celestis, rex gloriae, morte surrexit Domine. Alleluia, 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 alleluia. Et mane prima sabbati ad ostium monumenti accesserunt discipuli. Alleluia, 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 alleluia. In hoc festo sanctissimo sit laus et jubilatio benedicamus Domino. Alleluia, 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 alleluia. Discipulis astantibus in medios tenit Christus, licens pax vobis omnibus. Alleluia, 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 alleluia. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, e per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, l'offerta del tuo popolo. Tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Come il tuo spirito, In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro È Dio. cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore,
e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli che oggi, mediante il battesimo e la confermazione, sono entrati a far parte della tua famiglia. Fa che seguano Cristo tuo Figlio con animo generoso e ardente. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i bambini abortiti, di Umberto Bellotto, Teresa Brico, Osvaldo Vena, Armida Vecchio, Dino Parmisano e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Santo Stefano e gli altri patroni delle nostre comunità parrocchiali e tutti i santi,
che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria per sempre. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Annos Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono solo. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Nite non tua et cognosce
Preghiamo. Dio Onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continui a operare nella nostra vita per Cristo nostro Signore. Allietati anche dal suono delle campane, ci diamo appuntamento domani sera alle ore 18 per la celebrazione della Santa Messa in un'altra chiesa del nostro cibo parrocchia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Regina Celi, letare, alleluia. Qui apre merumis, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.